Oh, match giù. Inter Lecce 1-0, Como Milan 1-3. Io no, che eravamo aperti su scudetto. No, giù. Nella no. Mo giù. La prossima Inter, Milan, Juve e Roma perdono e il Napoli vince. Oppure giù. Hanno perso ufficialmente. Ho scudetto, giù. State tranquilli che hanno perso. Ho sentito delle persone dire che non l'hanno perso. Ma come fanno? Cioè, ma giù, ma come facciamo a non perdere questo scudetto? Cioè, vai giù. Cioè, datemi una spiegazione perché non l'hanno perso. Cioè, perché non l'hanno perso in questi due partiti. Vabbè, vai giù, vi saluto prima. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Calcio Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Scusatemi, vai giù per l'intro un po' lungo. Scusatemi veramente. Sono un po' ubriaco pure. Cioè, però vai giù veramente, ma come si fa? Ma come si fa, vai giù? Cioè, vai giù, ma tutto a posto, ma tutto a posto, vai giù, ma tutto a posto, mo state più scrivendo, tutto a posto, vai giù, veramente, cioè, ma come facciamo a non perdere su scudetto? Ok, io ci voglio pure credere, ok? In fondo, l'1% del mio cuore dice, ma ci sta qualche piccola speranza, se Inter, Juve, Milan e Roma perdono la prossima e il Napoli vince, però se vincono ste qua, no? E noi perdiamo contro il Sassuolo oppure la pareggiamo, cioè non ha senso. Cioè la persa, cioè, ma come, ma perché non le stiamo a perdere? Cioè ok, l'Inter come il Milan, come la Juve, come tutte le squadre possono avere un momento no, ok? Ma in questo momento no, oggi ci sta durando un sacco, oggi. Cioè, sta durando un sacco sto momento. Cioè, giù. Milan che fa una sfracella, come ci mette il tiro in capo, letteralmente. Vince per 3-1. Cioè, per 1-3 perché non aspetta, cioè, ma che stiamo parlando? Milan la stavolta il Como. L'Inter ieri che nel primo tempo ha fatto schifo, giù. Ha fatto schifo. Ha fatto schifo, giù. Ha fatto schifo. Poi secondo tempo si è ripigliato un poco chi fu nei spogliatoi, ci ha dato in capo ai giocatori dell'Inter, ci ha dato in capo nei spogliatoi, ha detto vai giù, andare in giù. Cioè, manca proprio la base a noi, cioè, ma giù, ma tutto a posto, ma mi rimane il pane, cioè, ma sono triste, ma giù, mo ci incazzavo perché io non sono tipo si incazza, non sto proprio deluso, so più per la delusione, ma giù, non sto proprio incazzato, ma giù, ma come fanno, ma sta certa gente, ma giù, però veramente, non è che facciamo schifo, no? E che sul momento no. Contro Verona abbiamo perso 1 punto. Cioè abbiamo perso 2 punti. Contro Parma abbiamo perso 2 punti. Poi contro il Bologna con la partita che abbiamo detto, ma abbiamo perso 3 punti. E già sono 6 punti. Più anche quella là col Milan che si poteva pareggiare. Abbiamo perso 3 punti. Ecco, e quindi abbiamo perso 6 più 4, 10 punti. In 4 partite, abbiamo perso 10 punti in 4 partite. Fa capire. Come facciamo a non perdere questo scudetto? Io spero che mo il Napoli dalla prossima si va a riprendere e inizia a fare un nuovo ciclo di vittorie.
di 3, 4, 5 partite, magari qualche big fa qualche passo falso e uno è contento, però c'ha mai a fare un viaggio a Lourdes, che sì. Vabbè ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, ciao.